Primavera in leggera salita per gli albergatori del Tigullio. La tanto attesa bella stagione non garantisce infatti le entrate auspicate dopo il calo percepito durante l'inverno. Le prenotazioni già confermate si attesta sul 70%. Aggiungendo quelle dell'ultimo momento, presumo che si arrivi sull'85-90%. Certamente non come l'anno scorso, ma siamo sui livelli di quando degli anni prima, che è caduta in aprile. Ecco, quindi se il tempo tiene, perché tutto è molto importante quello, se il tempo tiene potremo fare una buona Pasqua. Complice la complessa situazione delle concessioni balneari, del rincaro degli accessi agli stabilimenti e alle cabine, in aggiunta al problema dei trasporti e del meteo incerto, la situazione ha condotto ad un lieve abbassamento delle prenotazioni negli alberghi della Riviera del Levante rispetto agli anni passati. Purtroppo potrebbero influire il solito discorso dell'infrastruttura, quelle delle comunicazioni sia via terra con le autostrade e sia via treno. L'assessore al turismo con l'assessore ai trasporti è riuscito a metterci una pezza e non abolire tutti i treni che arrivano da Milano. Noi lavoriamo molto con le province e le regioni limitrofe, quei collegamenti lì sono basilari. Le prenotazioni confermate risulterebbero ad oggi per lo più di turisti stranieri. Gli italiani infatti tenderebbero ad aspettare e a farsi bene i conti delle spese, preferendo eventualmente le prenotazioni dell'ultimo momento. L'italiano in questo momento sente una crisi che circola in Italia e quindi sta rallentando la sua spesa.